Bentrovati, ore 13 Tele4, spazio che anticipa il telegiornale delle 13:20. Siamo in compagnia di due ospiti di Trieste Altruista, Erika Serra Orsini, bentrovata. Buongiorno. E Cristina Reggente, da poco nel direttivo dell'Associazione di Volontariato. Buongiorno e bentrovata. Grazie. Allora, Trieste Altruista, ne abbiamo parlato altre volte in questo spazio, è un'associazione che mette in rete chi fa volontariato a Trieste e molto spesso va a ideare nuove iniziative, come quella di cui parleremo oggi, il libro che non ti aspetti, è un'iniziativa molto interessante rivolta a chi magari ha scritto qualcosa nella sua vita ma magari non ha pubblicato e vuole in qualche modo mettersi in gioco, e quindi Trieste Altruista dà uno spazio dedicato nella propria sede di via Donizetti. Erika Serra Orsini, inizio da lei per spiegare insomma come è nata questa idea. Ma è nata dalla consapevolezza che mettersi in gioco, proprio come diceva lei, e parlare con gli altri di cose proprie, come l'aver scritto un diario, un libro, è sempre difficile. Trieste Altruista gioca da sempre questo ruolo di spingere le persone a farsi avanti, a venire a parlare con gli altri e a condividere con gli altri, a lavorare insieme agli altri nell'ambito del volontariato. Però, come dire, questo progetto si inserisce anche in un contesto di mettersi in gioco personalmente. Abbiamo pensato che moltissime persone, non solo persone che si sentono sole, persone che vorrebbero parlare di sé e confrontarsi con gli altri, spesso non hanno un luogo dove incontrarsi. Allora abbiamo pensato allo spazio sospeso di Trieste, che è sempre esistito dentro alla sede di Trieste Altruista in via Donizetti. Abbiamo già ospitato delle mostre, abbiamo già ospitato delle presentazioni e quindi abbiamo pensato: perché non ospitare persone che hanno scritto un libro, che hanno scritto un diario, che ne vogliono parlare, senza esporsi al giudizio dell'altro, semplicemente parlarne insieme agli altri. E abbiamo pensato questo sarebbe il primo passo. Uno presenta un libro, è capitato a me perché l'ho fatto di recente, l'ho presentato. Poi che cosa può succedere? Può succedere, perché no, che se questa iniziativa ha successo, che più avanti si crei un club del libro, come esiste in America da decenni, e poi da cosa nasce cosa? Si parla prima del libro e guarda caso poi si parla di se stessi, si parla degli altri, ci si mette in comunicazione, ci si incontra anche al di fuori, si fa qualcosa insieme, si aiutano gli altri e anche se stessi. Certo, insomma una bella iniziativa poi che insomma può portare anche in associazione nuovi volontari, perché insomma mi sembra che da un punto di vista un po' più carsico, diciamo così, ma l'obiettivo può essere anche questo, no? Esatto, infatti adesso con Trieste Altruista ci stiamo proprio impegnando perché vogliamo coinvolgere nuove persone. Banalmente, giusto per dare qualche numero, dall'inizio dell'anno riceviamo nuove registrazioni sul sito di nuovi iscritti, nuovi volontari, e siamo sulle centinaia, cioè circa 100 persone si sono iscritte dall'inizio dell'anno, che quindi vogliono entrare un po' nella nostra realtà, partecipare e appunto fare del bene nella città. E di queste la cosa secondo me è bella, interessante, anche che ci sono tantissimi giovani, quindi insomma adesso un po' nella mission di Trieste Altruista c'è dare spazio ai giovani, e non a caso appunto sono entrata nel direttivo da pochissimo e sono felicissima di farlo. E effettivamente di questi 100 che si sono iscritti, quasi direi tipo 80 sono under 35, quindi insomma c'è questo trend che è un bel trend, soprattutto in una città come Trieste, e quindi siamo felicissimi un po' del nuovo, così, di quello che succederà, ecco, prossimamente in Trieste Altruista. Quali sono, diciamo, le cose che fa, diciamo, settimanalmente Trieste Altruista, oltre a questa iniziativa specifica, per far capire quella che è la vostra attività, diciamo, sul territorio? Giusto, Trieste Altruista si presenta come collegamento con altre realtà di volontariato, quindi dal nostro sito c'è un calendario all'interno del quale mettiamo vari appuntamenti che abbiamo pensato
proprio creando questo link con altre realtà di volontariato. Quindi appunto se si accede al nostro sito si possono vedere le varie cose che proponiamo. Quindi questo proprio è, come dire, come Trieste Altruista promuoviamo un volontariato flessibile, per cui tutti i cittadini e chi vuole fare del bene, fare un po' di volontariato, anche se ha a disposizione poco tempo o magari non riesce ad essere super costante, può tramite noi insomma accedere a varie attività. Ecco. Certo, si può dire, Orsini, dove in questo momento magari c'è più bisogno di volontari, no? Perché abbiamo spiegato di questa iniziativa di lettura anche per, diciamo così, avvicinare in quello spazio libero, poi c'è la quotidianità e c'è dove magari c'è più richiesta, diciamo così. Allora, io credo che in una città come questa, vado poi a chiedere conferma a lei, ci sia soprattutto bisogno nell'assistenza agli anziani, nell'ambiente, nella cura dell'ambiente. Questo credo siano le urgenze, ma a mio parere, questa è una mia idea, la necessità è quella di assistere i giovani, perché nessuno pensa a loro. In città che hanno un tasso di anzianità molto alto, in realtà i giovani sono abbastanza tagliati fuori. Non dico i bambini piccoli, dico gli adolescenti, dove c'è... Io credo che a Trieste ci sia ancora poco spazio per loro e quindi creare uno spazio, tirarli fuori da casa, farli volgere lo sguardo altrove oltre che sul cellulare, è la missione più difficile ma quella più fondamentale, perché sono loro il futuro, sono loro quelli già in grado di avere dei progetti, di esporsi, ma molto spesso non lo fanno. E a mio parere sono tra le persone più sole, anche se magari non se ne rendono conto. Questo è molto interessante, insomma è un po' uno spunto che proprio la gente deve raccogliere e portare avanti, perché a questo devo dire non avevo pensato. Sì. Da questo punto di vista cosa si può fare? Ma sì, insomma, è bello riuscire a coinvolgere persone giovani che hanno voglia di fare, cioè proprio si vede che a perché volte... ci sono. Ci sono, esatto, ci sono. In questo momento, anzi, forse anche dopo il periodo della pandemia, così adesso c'è proprio voglia di mettersi in gioco anche da parte dei ragazzi ed è bello veicolare queste energie, queste volontà in magari una realtà di volontariato. Quindi appunto stiamo ricevendo tante richieste, molto bello, cioè inizia a sentirsi proprio un bel po' di vivacità e anche magari energie nuove, così. Richieste che possono arrivare direttamente dal sito, dai social, come? Esatto, allora principalmente dal sito, viene tutto veicolato dal sito, per cui vi invito a cercare, se cercate volontariato Trieste Altruista ci troverete, siamo la prima dicitura su Google. Esatto, su Google, quindi ci trovate, da lì si può navigare un po' il sito e come specificavo prima dal calendario, così ci potete conoscere meglio. Effettivamente c'è un passaggio in più che ci teniamo a fare, che è una volta che qualcuno si registra al sito, poi ci teniamo a conoscervi dal vivo, quindi così fare un primo colloquio che non deve essere un modo insomma per selezionare le persone, ma semplicemente per conoscerci meglio, perché appunto in base poi alle qualità che ha una persona, un volontario, riusciamo a veicolarlo nella direzione che più confà a sé. Quindi, certo. Ma non è un'intervista di lavoro. No, ecco. Assolutamente, assolutamente. Ci tenete a avere un certo tipo di sì, rapporto, esatto, cioè, prima di avviare... quello che vogliamo fare è proprio trovare il giusto match tra il volontario, la realtà di volontariato e far sì che questo funzioni al meglio. Sì, prego. E soprattutto far emergere le necessità dei ragazzi, dei giovani, perché naturalmente lei sì, ma i vecchi volontari non le conoscono. È difficile che una persona di 60 anni conosca appieno
la necessità di uno di 20. Certo. E proprio per questo dicevo che era importante dietro le quinte che lei fosse nel direttivo, perché persone così giovani riescono ad attirare persone della stessa età e riescono a confrontarsi tra di loro, perché noi possiamo rimanere dietro le quinte e dare la nostra esperienza a supporto, ma poi tutto quello che si porta avanti deve venire dai giovani, dal futuro di questa città, e quindi le loro necessità partono da loro. Questo è uno spazio, Trieste Altruista vuole essere, senza discriminare nessuno naturalmente, perché chiunque può venire, ma l'importante è che i ragazzi giovani sappiano che c'è uno spazio libero dove nessuno li giudica, dove non c'è nessun genitore e non c'è nessuna interferenza di nessun tipo. Certo. Tornando al progetto, ci sono già delle date? Dipenderà da chi aderisce? Come funziona? Vai! Il progetto è già stato presentato, esatto, no? Il progetto è già stato presentato, in realtà è già iniziato, quindi magari la settimana scorsa abbiamo fatto il primo appuntamento in sede ed c'era ospite proprio Erika. Sì, perché io ho scritto un libro che è edito da Battello Stampatore e abbiamo cominciato a rompere il ghiaccio in questa maniera, ma naturalmente chiunque contatta il sito e dice ma io avrei scritto un diario, un libro, mi piacerebbe parlarne con gli altri, può farlo, e naturalmente Trieste Altruista è ben felice di accogliere le richieste. Quello che è bello è che permette, diciamo, a un autore o insomma comunque uno scrittore di promuovere il suo elaborato, ma anche proprio di entrare in contatto con chi ha piacere di partecipare un po' a quel mondo. Quindi è bello perché si possono fare anche domande inerenti a come si può scrivere, come è stato fatto, qual è stata l'intuizione da cui è partito, insomma si può entrare proprio un po' nel merito e anche un po' nel dietro le quinte di un lavoro del genere, quindi è proprio... Si può parlare di libri in generale, no? E poi la biblioteca sospesa è una cosa che verrà dopo, ci abbiamo pensato, se ci sono molti autori come io, sono certa che ci sono, magari uno lascia un libro in biblioteca, la gente viene a prenderselo, se lo legge, si spera che lo restituisca, la cosa migliore sarebbe che lo leggesse, che spendesse magari un'oretta in sede e ne parlasse con chi viene, con gli altri. Ecco, si tenta di creare una biblioteca che è aperta a tutti, accessibile a tutti. Certo, abbiamo parlato tanto di sito, parliamo anche di sede fisica, nel senso uno vede la trasmissione e dice voglio andare in via Donizetti e parlare direttamente con loro. Esatto, ci trovate, siamo aperti in particolare il lunedì e il venerdì dalle 5 alle 7, chiunque può passare per conoscerci, per parlarci, anzi è un piacere per noi insomma accogliere nuovi volontari. Lì è anche appunto un modo per farci conoscere meglio, quindi ovvio che se uno viene in sede poi può vederci anche un po' in azione dal vivo ed è sempre un piacere coinvolgere tutti. Certo, anche per chi insomma vuol interfacciarsi, diciamo così, alla vecchia maniera e quindi avere direttamente, diciamo così, un rapporto di sportello. Un'iniziativa che comunque, questa del libro, insomma, potrebbe andare avanti per tutta l'estate? Assolutamente sì, può andare avanti per tutta l'estate, si spera anche che rimanga un'iniziativa fissa, che poi si crei un club del libro che si ritrova ogni tanto, come nei film in vecchio stile, americani o inglesi, ma anche con modalità diverse, perché no su Instagram, perché no su Facebook, perché no su altri social che i ragazzi usano e di cui io non sono assolutamente a conoscenza, ma ecco, anche con altre modalità. La prima però per me rimane la relazione interpersonale, perché passa tutto di lì. Certo, quello insomma di guardarsi negli occhi e di condividere in qualche modo, insomma questo è un po' l'obiettivo, penso, no? Esatto, sì, ci piace anche proprio, diciamo, dar valore
alle relazioni umane, così al poterci vivere dal vivo. E infatti appunto la sede è come dire, è il punto di partenza, ecco, per questa realtà. Bene, allora se avete un libro, un diario nel cassetto, tiratelo fuori e provate insomma a vedere anche cosa ne pensano gli altri, chissà che poi ne venga fuori qualcosa di interessante. Grazie a Erika Serrossini, grazie a Cristina Reggente di Trieste Altruista. Noi ci ritroviamo tra poco con il nostro telegiornale delle 13:20. Vi ricordo sin da subito questa sera il Caffè dello Sport, ci sarà anche il general manager della Pallacanestro Trieste Mike Arcieri per fare un bilancio di fine stagione. Tra poco. Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. In apertura ancora il giallo Liliana, perché questa mattina una nostra troupe ha intercettato Sebastiano Visintin, vedovo di Liliana Resinovic, che ha risposto alla dettagliata accusa di omicidio formulata dal pubblico ministero Iozzi e resa pubblica nei giorni scorsi. Lo sentiamo al microfono di Gianluca Paladin. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono preposti a queste cose. Però la descrizione del PM è molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visintin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vais, all'altezza del civico 21, ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo non spetta a me dare queste risposte, assolutamente. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visintin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Osterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo. Sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. È stato già condannato? No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Allora, per la prima volta parla il ministro Ciriani di Fratelli d'Italia, che di fatto aveva innescato la crisi di maggioranza, a quanto pare risolta la scorsa settimana con Federica, che ha visto prima la Premier Meloni a Roma e poi i partiti di maggioranza nella riunione di maggioranza dove c'è stata, diciamo così, una fumata bianca. Ma è interessante sentire al microfono di Federico De Rossi le prime dichiarazioni di Ciriani post crisi, se veramente è tutto finito.
Ministro, si è parlato tanto in queste settimane, secondo lei la crisi di maggioranza è effettivamente rientrata o c'è qualcosa ancora da sistemare? Ma io spero proprio sia rientrata, anche perché è una crisi che io sicuramente non ho voluto, non ho cercato. Quello che ho detto in quell'intervista credo che sia sotto gli occhi di tutti, c'è uno stato di sofferenza della sanità pordenonese che purtroppo va avanti da molto tempo. L'origine di questa sofferenza è legato politicamente a responsabilità molto precise, hanno un nome e cognome, è centro-sinistra pordenonese regionale, che vollero, secondo me in maniera scellerata, fare il nuovo ospedale non in Comina, dove tutti volevano fosse realizzato, compreso il centro-sinistra, ma realizzarlo lì dove è adesso per fare un dispetto al centrodestra, un capriccio di cui purtroppo paghiamo le conseguenze. Fare un ospedale nuovo in mezzo al vecchio, lo sanno tutti, è un grande caos, i costi sono praticamente triplicati e i tempi anche di realizzazione sono più che triplicati. Parliamo di questo nuovo ospedale dal 2012, sono passati 13 anni. Quello che ho detto è che dobbiamo, per l'ospedale, per i punti nascita, per il piano oncologico, per il futuro dell'ospedale, per il futuro del CRO, sederci intorno a un tavolo e decidere insieme quello che vogliamo fare, prenderci insieme le responsabilità, ma per farlo dobbiamo essere tutti quanti informati e tutti quanti persuasi di quella che è la strada da percorrere insieme. Dopodiché la mia arrabbiatura è legata al fatto che noi non siamo abituati qui a Pordenone in Friuli alle inaugurazioni finte. Se si inaugura un bar uno pensa che il giorno dopo entra a bere il caffè, se si inaugura un negozio uno pensa che il giorno dopo entra a comprare qualcosa, quindi vale anche per gli ospedali, non si inaugurano per finta, è stata una caduta di stile, è stato un errore e questo è sotto gli occhi di tutti, però adesso la volontà che noi abbiamo espresso al Presidente Federica è che si faccia lui per primo carico di questa situazione, diventi il garante e l'arbitro di queste vicende. Se riusciremo a risolvere i problemi, se riusciremo a trovare un nuovo spirito, come sono sicuro accadrà, saremo ancora più forti e più determinati di prima. Ma la mia non era una protesta finalizzata a chissà quale altro motivo, ma legata al tema sanità. Poi sono aggiunti mille altre questioni che però non c'entrano nulla con la questione sollevata, che è quella dell'ospedale di Pordenone. Ministro, grazie mille. Bene, allora abbiamo sentito in anteprima le parole di Ciriani, che ovviamente risentiremo questa sera in un servizio più organico. Gorizia si conferma al primo posto nella classifica 2025 sulla qualità della vita per i giovani stilata dal Sole 24 Ore. Trieste in questa graduatoria conquista il quarto posto. Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo la provincia italiana dove si vive meglio tra i 18 e i 35 anni. Lo dice l'indagine 2025 sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che analizza 107 province italiane in base a 15 indicatori mirati per ciascun gruppo generazionale, bambini, giovani e anziani. Con un punteggio di 666,3 su 1000, Gorizia si posiziona al primo posto assoluto nella classifica giovani, grazie a una serie di elementi che le rendono un ambiente favorevole alla costruzione di un progetto di vita. In particolare eccelle per numero di locali e organizzatori di eventi in rapporto ai residenti under 35, per la quota di contratti a tempo indeterminato tra i nuovi rapporti di lavoro e per età media al primo figlio, tra le più basse in Italia, 31,6 anni. L'indicatore sulla soddisfazione per la qualità delle relazioni familiari colloca inoltre Gorizia tra i territori con il migliore equilibrio tra vita privata e sociale. Ottima la performance anche di Trieste, che si piazza al quarto posto, superata solo da Bolzano, seconda, e Cuneo, terza. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia si distingue per l'alta incidenza di laureati tra i giovani, la presenza diffusa di servizi, l'offerta culturale e la qualità del trasporto pubblico, oltre che per la capacità di attrarre e trattenere talenti. Nel complesso la classifica conferma il predominio del nord-est, che domina la fascia giovane con ben 5 province tra le prime 10. Oltre a Gorizia e Trieste compaiono anche Trento, Udine e Pordenone. Le regioni settentrionali occupano in tutto 17 delle prime 30 posizioni nelle classifiche dedicate alle 3 fasce d'età, segno di una struttura territoriale che continua a investire in servizi, cultura e qualità urbana. Uno sguardo generazionale che diventa una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni in atto nel Paese e orientare politiche pubbliche realmente mirate. Allora, sentiamo ora dalla sala operativa della Polizia Locale le ultime su traffico, viabilità, altre manifestazioni. Abbiamo al telefono Fulvio De Grassi, commissario appunto del Corpo della Polizia Locale. Buongiorno e ben trovato. Sì, buongiorno Stabile, ben trovato a lei e a tutti i telespettatori. Diciamo una giornata nella media non troppo movimentata ma neanche tranquilla, fortunatamente il tempo ci è amico, però comunque rilevati 2 incidenti con feriti lievi nella mattinata, altri interventi di routine
qualcosa per divieti di sosta a causa della ripresa di alcuni cantieri stradali che lunedì ovviamente portano a richieste di rimozione. Erano previsti i lavori di potatura in via Sant'Anastasio, penso continuino, non abbiamo notizie di disagi grossi. Per lavori di Acegas Acqua è prevista la chiusura oggi di via Rio Cornioletto. Il tratto interessato è compreso tra la strada di Fiume e la via di Mirissa. Chiusura anche sempre per lavori a Cegas della via dello Scoglio all'altezza del civico 271. Immagino che in entrambi i casi le vie siano percorribili almeno fino al punto di chiusura. Altre varie ordinanze di lavori come ho appena accennato. Poi questa sera invece lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, perciò attenzione in orario notturno ma anche diurno, in viale Miramare tratti all'interno del centro abitato, Barcola e Corso Cavour, perciò attenzione se ci sono dei manufatti, dei posteggi su segnaletica orizzontale. Ripeto, questi lavori di rifacimento della segnaletica sono previsti fino a venerdì 30 maggio. Per quanto riguarda la giornata di domani invece è importante dalle 18 in poi, prevista la partenza alle ore 18:15, un corteo che partirà da Piazza Oberdan, percorrerà la via Carducci, la Piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, Piazza della Borsa, Piazza Unità d'Italia e Piazza Verdi. Perciò attenzione, ripeto, dalle 18 in poi più o meno ci saranno sicuramente dei disagi per il traffico, per il passaggio di questo corteo. Come sempre predico, se non necessario, l'uso di mezzi pubblici e non l'uso di mezzi privati. Certo. E intanto, come ultimissima notizia, poi vi lascio, sabato ce ne sarà un altro, probabilmente il pomeriggio. Al momento non abbiamo nessun intervento particolare in atto, il traffico è tranquillo, vi saluterei. Grazie a Fulvio De Grassi. Proseguiamo tornando sulla crisi di maggioranza, perché abbiamo appena finito di montare un altro servizio. A margine di un evento all'ospedale Maggiore, l'assessore regionale della sanità Riccardi ha lanciato un invito a lavorare coesi in quello che è sembrato appunto a tutti gli effetti un commento dopo la crisi di maggioranza. Laura Buccarella. Viviamo un tempo nel quale la conflittualità sta al centro delle cose. Io penso che le difficoltà non vanno nascoste, ma nello stesso tempo bisogna lavorare in maniera coesa per cercare di superarle e a volte anche non moltiplicandole, anche narrando delle cose che non ci sono. Così l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi a margine di un evento all'ospedale Maggiore di Trieste, in quello che è parso a tutti gli effetti un messaggio a commento della crisi di maggioranza ora rientrata. Un conflitto interno al centrodestra regionale scoppiato dalle critiche del ministro Ciriani proprio in tema sanitario, che si scioglierà definitivamente con la presentazione di una mozione in Consiglio regionale sulla quale il presidente Fedriga chiederà la fiducia. Al conflitto poi alla fine bisogna comunque trovare una soluzione, quindi sprechiamo energie per determinare una tensione per poi comunque necessariamente trovare una composizione del conflitto. Il conflitto ogni tanto è pure utile, se diventa elemento principale della discussione tra tutti coloro che hanno parte in causa è chiaro che diventa un problema. Mi riferisco alla storia di vita normale, cioè a quella che è una critica costante, continua verso il sistema e la prestazione delle risposte alle persone che sicuramente hanno delle difficoltà, ma hanno delle difficoltà che sono di dimensione molto diversa da quelle che vogliamo raccontare, però questo alimenta una tensione che non aiuta la soluzione dei problemi, anche narrando delle cose, costruendo il tutto e il contrario di tutto. Non ci aiuta, mi rendo conto di essere forse fuori tempo nel dire queste cose, però credo che un sano buon senso di equilibrio attorno ai problemi per cercare appunto di risolverli bisognerebbe trovarlo. Fase d'attesa nell'avvertenza Flex Adriatronics, a fine mese il primo incontro online con l'advisor incaricato di trovare un compratore per l'azienda triestina, i primi risultati sono attesi per fine giugno. Siamo ad un punto in cui andiamo incontro a 2 tavoli ministeriali, uno dovrebbe essere alla fine di questo mese online per valutare se l'advisor ha cominciato a raccogliere degli interessamenti per la vendita del sito e poi a fine giugno dove si dovrebbe tirare le fila su quei soggetti che sono più accreditati a presentare poi una proposta
di interesse per l'acquisizione. Riflettori puntati sulla crisi della Flex. Il fondo Faircap ha rilevato l'impianto a gennaio, non presentando alcun piano industriale, dicendosi alla fine disponibile a rivendere. L'advisor individuato ha dunque ora il compito di trovare un compratore in 6 mesi, la durata del contratto di solidarietà degli oltre 300 lavoratori. È chiaro che insomma la preoccupazione è tanta, anche perché il soggetto che ha acquisito il sito da Flex dimostra di essere difficilmente affidabile dal punto di vista dell'interlocuzione. Prosegue il tavolo ministeriale, la necessità che insieme a tutte le forze politiche del nostro territorio e del nostro paese si faccia squadra, come è successo nella vertenza Wärtsilä. Ma siamo in una fase di attesa, in una fase in cui si sta attendendo che eventuali interessamenti trovino materializzazione, quindi da questo punto di vista è estremamente importante il lavoro che viene prodotto dall'advisor che è stato individuato. Auspichiamo che quanto prima si manifesti un interesse concreto per dare risoluzione a questa crisi che dura da troppo tempo. Allora, questa sera torna per l'ultima puntata stagionale il Caffè dello Sport, prima ora dedicata tutta al bilancio della Pallacanestro Trieste. Con noi Mike Arcieri, GM della Pallacanestro Trieste, Raffaele Baldini per il piccolo, Alessandro Asta di City Sport, tutta la prima ora dedicata a quello che è successo e a quello che succederà. Poi con noi Mattias Lodi, il pilota simbolo dell'automobilismo triestino, e poi parleremo di pallanuoto femminile con Lucrezia Cergol e Giorgia Klatowski. Tutti i servizi dedicati allo sport dopo la pubblicità. Seconda parte del Caffè dello Sport, del Caffè dello Sport, del TG, ero già proiettato a questa sera dove ci vedremo con Mike Arcieri e i giornalisti per analizzare la Pallacanestro Trieste. No, c'è ancora un servizio di cronaca, da 2 giorni di banchetti di Forza Italia nelle piazze cittadine e quello che ne è emerso. Sentiamo. Chi crea una situazione di insicurezza e in qualche modo danneggia la vita dei cittadini, ci sono oggi gli strumenti di legge per farlo, deve essere allontanato. La dichiarazione del capogruppo comunale di Forza Italia Alberto Polacco arriva a seguito della 2 giorni di banchetti che gli azzurri hanno organizzato a Trieste per raccogliere opinioni, spunti, critica o incoraggiamenti su tutto ciò che riguarda la gestione della città, dalle opere pubbliche alla viabilità, dai servizi alla sicurezza. Ed è proprio su questo che si sono concentrate molte delle posizioni dei cittadini, vale a dire la sicurezza e la sua percezione in città sono fra le priorità di oggi. I temi che sono emersi soprattutto tra le persone, le preoccupazioni riguardano un po' la sicurezza, questi episodi di cronaca che noi registriamo con una certa frequenza, soprattutto in una città che non era abituata a questo. Abbiamo fatto un grosso intervento che ci è riconosciuto anche con l'assessore Savino per quanto riguarda la videosorveglianza. Parte adesso in giunta il progetto esecutivo per 400.000 euro di punti nuovi di videosorveglianza che andranno a potenziare soprattutto le zone più sensibili. I forzisti rivendicano che sulla sicurezza l'approccio è sempre stato molto pratico, con proposte tangibili fra videosorveglianza e personale aggiuntivo. Se poi tutto questo sarà sufficiente o meno lo dirà il tempo, in un contesto di città di confine toccata da vicino dalla rotta balcanica e con dunque una gestione di migranti e richiedenti asilo che nei mesi estivi solitamente tende ad aumentare. C'è la necessità di stare sul territorio anche da parte delle forze dell'ordine e lo stiamo registrando, finalmente questa era una richiesta che avevamo avanzato come partito con le forze, le polizie di quartiere, carabinieri di quartiere e anche i presidi mobili della polizia locale in modo da rappresentare una deterrenza. Allora passiamo ora alla pagina sportiva, facciamo un passo indietro, andiamo a rivedere per chi non l'avesse visto il servizio, lo volesse rivedere, come si è conclusa di fatto la stagione della Pallacanestro Trieste, gara 4 al Pala Rubini sabato sera. Battuti sì, ma dopo aver lottato come leoni. La stagione della Pallacanestro Trieste finisce qui. Brescia passa al supplementare con tanto di doppio blackout elettrico al Pala Rubini, chiudendo sul 3-1 la serie. L'amarezza stavolta dura poco perché il retrogusto è più forte, quello di aver giocato una stagione da protagonisti in A1. Christian lascia fuori Kelly, ma parte comunque con il quintetto lungo, con Brooks alla piccola. A pagare dividendi però è più la prestazione personale dell'ex Milano che l'assetto in
sé. In effetti Jeff sembra il solo capace di rispondere ai canestri a ripetizione di Rivers dalla media distanza, che dopo aver segnato gara 3 con le sue triple ne mette 8 nei primi 10 minuti. Sul 6-10 girandola di cambi e la squadra giuliana torna all'assetto classico. Brescia gioca meglio ma non tira altrettanto bene. Il primo quarto si chiude sul 15-16. I biancorossi sembrano ritrovarsi completamente nella seconda frazione, con Brown a guidare in difesa e in penetrazione e Valentine finalmente in versione rock out. Il più 5 si trasforma in un massimo di 9 punti di margine. Bilan e Soci però non si fanno staccare, mentre i padroni di casa ritrovano anche un dignitoso Ross, partito troppo a testa bassa all'inizio e ben sostituito da un Ruzier che ha il merito di far girare meglio la squadra. Si va a riposo sul 44-38. Brescia torna in campo nella ripresa con grande cattiveria agonistica. Bilan e Rivers provano subito a ricucire lo strappo. A rispondergli ci prova Ross prima che la partita si imbruttisca e 2 triple di Della Valle, intervallate da un fallo tecnico fischiato a Jutov che fa imbufalire il Palatrieste, facciano tornare la sfida in parità. Gli uomini di Poeta si affidano poi al talento di Barnell per tornare in testa anche di 4 lunghezze. Serve la lucidità di Brooks e Brown per restare in partita sul 59-61. Nell'ultimo quarto le 2 triple di Ruz e Jutov riportano Trieste con la testa avanti, poi si riaccorda anche la chitarra di Valentine, liberi, penetrazione e si va sul più 6. I biancorossi toccano addirittura gli 8 punti di margine prima che entri in scena Della Valle, che a suon di bombe ancora risponde alla garra di Ruzier e di un Brooks da 21 punti alla fine. Brescia sembra avere una marcia in più quando tocca la parità a quota 77, con 1 minuto e 1 secondo dal termine però si palesa l'imponderabile: blackout elettrico e partita ferma. Le luci si riaccendono dopo 20 minuti ma si torna a giocare solo per 30 secondi. L'impianto salta di nuovo e stando agli arbitri si finirebbe qui. Sono i 2 allenatori a decidere, quando le luci si tornano a riaccendere, che bisogna riportare in campo gli arbitri e finirla degnamente sul parquet. Ed ecco che ovviamente si va al supplementare dopo il tiro sbagliato da Valentine. Nell'overtime però Brescia dimostra tutta la propria classe. Bilan, Barnelli, Ivanovic portano i bianco-blu sul più 7. Sembra finita, ma non per Ruzier, che inventa 2 canestri impensabili e riaccende ancora la speranza. Ancora una volta il pallone finisce nelle mani di Valentine, che scaglia la tripla del possibile secondo supplementare, ma lo spettacolo per quest'anno finisce qui. Allora, dalla chiusura della stagione sul campo a quello che bisogna fare: mettere a posto l'impianto elettrico del Palatrieste in primis, poi le parole del presidente Matjasic sul futuro e il pallone che passa nelle mani del GM Arcieri per la campagna acquisti e il nuovo allenatore Arcieri, che sarà questa sera 21:10 al Caffè dello Sport. Il pubblico triestino stavolta ce l'ha messa tutta per mantenere la calma al Palarubini, con un coro che ha fatto da intermezzo tra i 2 blackout a fine partita e telefonini in modalità accendino da concerto di un tempo. A bocce ferme, però, l'aver seriamente rischiato di perdere la partita e la serie con Brescia per questo inconveniente merita una riflessione. I fatti sono questi: la cabina di media tensione all'esterno del Palasport non ha retto, il trasformatore ha raggiunto i 137 gradi di temperatura facendo saltare tutto, i tempi tecnici per ripartire e il secondo stop a cui si è ovviato decidendo di lasciar spento tabellone e altri impianti secondari. La partita era già persa dopo l'indicazione del primo arbitro Attard, poi gli allenatori insieme hanno chiesto di finire ma sul campo. Dopo il patatrac è arrivato l'impegno dell'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi ad ammodernare l'impianto in vista della prossima stagione. La cabina di tensione, che risale al 1999, infatti era già stata attenzionata per problemi di ventilazione, ma i sopralluoghi non avevano evidenziato criticità. Ora si agirà in maniera approfondita. Quanto al futuro invece ha parlato via lettera aperta il presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic. Non vincendo il campionato non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. La delusione per il fallimento rimarrà per un po', forse fino alla prima palla a 2 della prossima stagione. Ci spronerà e ci spingerà a raggiungere livelli più alti.
Poi il ricordo dei tanti risultati raggiunti, la semifinale di Coppa Italia, le 3 vittorie su 4 partite con le 2 big, Milano e Bologna, il nervo scoperto per la squalifica del campo, ma anche il ringraziamento al pubblico, il vero sesto uomo, e a tutte le componenti di società e sponsor. Ora è del tutto evidente che a fronte di queste dichiarazioni e di una campagna di rinnovi che ha già blindato Ruzier, Ross, Brown, Brooks e Jutov, ci si aspetti un mercato mirato per alzare ulteriormente l'asticella, a partire dal nuovo allenatore che dovrà sostituire Jamion Christian, una persona speciale in primis a livello umano, che non ha nascosto un affetto quasi paterno per i giocatori che lascia per tornare negli Stati Uniti alla Bryant University. You know, I'm gonna really miss Michele Candusi so much. Mi mancheranno davvero tantissimo Michele Ruziere e Francesco Candusi. Michele obviously is a great player. Michele ovviamente è un grande giocatore. But just the relationship we're able to have on the floor, off the floor, and how we're able to connect, I don't know if I'll find that again. Ma il tipo di persona che è dentro e fuori dal campo, come siamo riusciti a connetterci, non so se mi ricapiterà facilmente. I wanted to name my son after Candusi, but my wife wouldn't let me. Volevo chiamare mio figlio come Francesco Candusi, ma mia moglie non me l'ha permessa. Bene, vi ribadisco, questa sera Mike Arcieri al Caffè dello Sport, con me a fargli le domande sul presente e sul futuro Raffaele Baldini del Piccolo, Alessandro Asta di City Sport, poi automobilismo con Mattias Lodi, pallanuoto al femminile con Giorgia Klatowski e Lucrezia Cergole. Tutto per quanto riguarda il TG Meridiano, ci rivediamo questa sera alle 19:30 con quello serale.